Il programma è quello che avete visto. Tocca a me cominciare tocca a me. Forse sarebbe stato più opportuno che cominciasse Dieter Girgenson, che intanto saluto, ma lui tende sempre a far lavorare me, visto che io sono pigro e lui invece è una macchina da guerra. Detto questo, io aprirei con un intervento molto banale, se volete, dando numeri, dando dati, dando non valutazioni scientifiche di merito, ma di cosa è questa raccolta di volumi, cosa sono questi libroni, dei quali questo è il primo della serie, non il primo uscito, ma il primo della serie, e la serie attualmente è di 23 volumi. Credo che sia... Arriverà a 23. Sì, comunque già 21. La previsione è 23, in origine era 20, è cresciuto un po' nel tempo e questo è molto bene, è segno di vitalità. E io vorrei ripercorrere un poco quella che è la nascita insieme a Sandro Franchini, che è stato corresponsabile, anzi per certi versi più decisivo per la partenza di questo progetto, che adesso vorrei raccontarvi, appunto limitandomi a numeri e dati, non a valutazioni scientifiche e valutazioni di merito. E devo dire che è trascorso quasi un ventennio da quando fummo in grado di presentare ufficialmente a Roma presso il Senato della Repubblica il progetto di edizione dei registri del Senato veneziano nel periodo cruciale della sua origine di fatto, dal 1293 sino alla guerra di Chioggia, cioè al 1378-81. Era esattamente il settembre del 2004, ma in realtà l'impresa era più che felicemente partita e l'ipotesi un po' spericolata di impegnarsi in quell'iniziativa aveva già preso corpo. E dobbiamo risalire a 7 anni prima, al 97. In effetti, di un progetto di edizione ragionavamo già nel 1997, appunto fra Venezia e Gottinga, con quello straordinario studioso di cose veneziane che è Dieter Girgenson, che saluto di nuovo e ringrazio per essere qui. E non sappiamo più a chi di noi due sia venuta in mente un'ipotesi del genere, che poteva sembrare un azzardo un po' strano. E io sostengo, e ne sono convintissimo, che la prima idea sia stata sua, ma lui sostiene invece con altrettanta certezza, accentuata da una metodicità teutonica che a me purtroppo manca, che il primo colpevole sia stato io, e non ci metteremo mai d'accordo. Certo è che l'impresa si presentava complicata. Occorreva anzitutto avere alle spalle una struttura in grado di reggere su tempi lunghi un impegno del genere, ma questa fu soltanto una semplice premessa. Infatti, da subito capimmo che l'iniziativa poteva essere pensata soltanto avendo alle spalle un organismo tanto culturale quanto istituzionale, solido e collaudato. Ma non fu un problema convincerci subito che un'impresa del genere doveva essere appoggiata da una realtà come l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, del quale entrambi eravamo e siamo tuttora soci. Ma a parte la necessità di una robusta istituzione d'appoggio, occorreva un calcolo finanziario non semplice. In pieno accordo con il convinto sostegno dei presidenti allora in carica, che piace qui ricordare, il 5 novembre del 1997, datata da Venezia e Gottinga, presentammo alla Deputazione di Storia Patria per le Venezie un articolato progetto per un sostegno. Fu un incontro tanto interessante e gradevole quanto privo poi di qualsiasi sia pur minimo esito concreto. Mai arrendersi, proviamo altrove. Il 27 settembre del 98, come responsabile dei nostri progetti, inoltrai al CNR il nostro ben studiato piano di lavoro, che era stato anche meglio articolato, chiedendo un finanziamento per 3 anni, in vista dell'approntamento dei primi 6 volumi. Non ricordo se ci sia stata una risposta, che in ogni caso sarebbe stata d'ufficio, forse ci fu, ma certamente fu negativa. Nel frattempo, per verificare con altri colleghi specialmente competenti la qualità e la strutturazione del progetto,
Nell'ottobre del 1998 organizzammo presso il Dipartimento di Storia dell'Università di Venezia, a Ca' Foscari, un incontro per inviti al quale parteciparono, tra presenti di persone comunque collegate, responsabili di alcune delle istituzioni più qualificate del settore a livello non soltanto nazionale. Si voleva partire al meglio, ma il problema era quello di riuscire a partire. Molte attestazioni positive erano giunte, continuavano a giungere, grande stima, certamente suggerimenti utili e graditi, ma in concreto nulla che consentisse davvero di muoversi. Senza arrenderci, a dare qualche almeno teorico respiro si recuperava un precedente di rilievo rispetto alla qualità delle nostre speranze. Entrava in campo indirettamente un vecchio impegno di Fernand Braudel. Non ne sapevamo nulla, ma venimmo a conoscere come a suo tempo, tra la fine degli anni 50 e l'inizio dei 60, circa gli anni in cui, quanto ai registri del Senato, si preparavano i 2 volumi promossi da Roberto Cessi, poi usciti nel 60, 1960 e 61, in Francia Braudel aveva pensato a un progetto analogo ed erano già stati oggetto di una prima provvisoria, quasi estemporanea, trascrizione, i registri numerati da 15 a 19, ossia i primi della lunga serie conservatici dopo la perdita dei primi 14 andati bruciati e dunque quelli irrimediabilmente perduti, quelli ai quali ci riferiamo come combusti. Le vecchie provvisorie trascrizioni manoscritte di ambito francese erano peraltro introvabili e soltanto la memoria di François Xavier Leduc e la collaborazione di Maurice Aymar consentivano finalmente il recupero ormai insperato. Su di esse avrebbe poi lavorato non sempre senza contrasti il collega Ledoux, personaggio difficile. Peraltro la situazione era tale da non ritenerle coerenti quanto al nostro progetto, non servivano. Bisognava dunque partire dall'inizio e lo stesso valeva per quanto uscito nel 60-61, dove fra l'altro le deliberazioni prese venivano riportate, tradotte in italiano e riassunte. Il passaggio decisivo si ebbe comunque quando nel 1999 l'Istituto Veneto acquistò lo storico Palazzo Franchetti, quello in cui siamo, salvandolo dalla destinazione che era quella di un nuovo grande albergo. Con quel passaggio di proprietà, la Fondazione della Cassa di Risparmio di Venezia, che aveva lì la propria sede, divenne inquilina del nostro istituto. E nel contratto d'affitto che si dovette stipulare, l'allora cancelliere dell'istituto Sandro Franchini, che ringrazio di nuovo per essere qui a raccontarci questa vicenda, vi dicevo, Franchini, che stava seguendo le diverse pratiche relative al progetto, ebbe l'idea splendida di conteggiare nell'affitto un finanziamento annuo per la pubblicazione dei registri del Senato. Era firmato l'acquisto. Fu un passaggio decisivo per quella possibilità di edizione che con Dieter Girgenson avevamo inseguito per anni. Qui però la parola deve passare inevitabilmente a Sandro Franchini, che ha cercato di non farlo, ma dovrà invece spiegarci una operazione che è un'operazione prima che culturale, è un'operazione, diciamo, di percezione delle realtà culturali e delle possibilità concrete, che è quello che ha consentito poi che questi volumi uscissero.